Linea rossa è il punto di riferimento di ciò che dovrebbe essere, ciò che è stato negli anni scorsi. Invece le linee colorate, in particolare la linea bianca, rappresentano le stime fatte da vari modelli su come sarà l'andamento delle temperature a quella quota. E si può vedere quindi nella parte sinistra del grafico temperature che sono molto al di sopra della media. Il giugno appena terminato a livello di temperature medie è stato il più caldo degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso giugno del 2003. Temperature fino a 10 gradi superiori alla media stagionale per la nostra regione. Il giugno appena concluso è stato estremamente caldo anche ad alta quota e non solo in pianura, come dimostra il grafico che ci spiegano i meteorologi di ARPAV. Rispetto a 30 anni fa ci stiamo abituando ad avere a che fare sempre di più con temperature africane. In un ipotetico viaggio temporale probabilmente questa persona penserebbe di essere finita in Africa più che in Italia, perché sicuramente ci sono temperature che anche solo pochi decenni fa non erano pensabili, soprattutto con questa frequenza. Il gran caldo è destinato a durare ancora per qualche giorno in tutta la regione. Nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci un'ulteriore escalation, se mi passate il termine, del caldo. Arriveremo a un picco soprattutto tra venerdì e sabato. Tra sabato e domenica invece dovrebbe arrivare una perturbazione in avvicinamento da nord-ovest che colpirà tutto il Veneto. Ci sarà l'arrivo di masse d'aria molto diverse da quelle attualmente che sono sul Veneto, quindi ci saranno temporali, parecchi temporali, anche forti, sia in montagna sia in pianura, che porteranno un significativo ricambio d'aria. E quindi per la prossima settimana probabilmente non ci sarà più l'anticiclone subtropicale africano e avremo temperature in prevalenza prossime alle medie tipiche del periodo, quindi non sarà fresco, però sarà un caldo normale.